Eccoci qui, buonasera, buon pomeriggio a tutti in questa live che siamo messi un po' male, Maurizio non si vede, allora facciamo così, non, ecco, abbiate pazienza, ci dobbiamo organizzare perché ho portato Maurizio non si vede, ho portato la poltrona giù. Maurizio, vieni qui, vieni un po' più avanti, vedi, ti devi regolare come. Eccoci qui, buonasera a tutti da Veronica Pisano, cantante folk sarda, e da Maurizio Gastaldi. Non mi piace questa inquadratura, non mi piace. Un'altra volta la bellina. E Maurizio Gastaldi, polistrumentista, compositore. Come l'altra volta avevamo, ti ricordi quella poltrona, incastravo? Purtroppo, e vabbè, siamo messi così adesso, siamo un po' accampati, ma presto risolverò. Però è bella anche questa inquadratura, tutte le inquadrature sono buone. Allora, forse se lo allontanassi così, ecco qua. Vi ricordo di iscrivervi al mio canale YouTube principale, Veronica Pisano, scritto anche in cirillico, e a tutti i miei canali, che non so se continuerò con gli altri perché mi viene un po' male seguirne 6 sinceramente, quindi per il momento sto riversando tutto su questo canale perché mi sono spaventata, ho visto tanti iscritti e vi ringrazio perché siamo arrivati a 10.000 e qualche cosa. Mi sono spaventata, nel senso che ho pensato adesso le persone non mi vogliono più perché ho tanti argomenti, gli oracoli, le letture per bambini, le letture per adulti, il canto sardo, insomma tante cose, tanti argomenti, il ballo, ho pensato la gente qui scappa, e invece poi ho chiesto a degli amici e mi hanno detto no Veronica, sei sempre tu, quindi mi hanno consigliato di mettere tutto in questo canale. Comunque vedremo, per il momento iscrivetevi, vediamo un po' cosa succederà. Bene, oggi abbiamo qui Maurizio Gastaldi, abbiamo l'onore, anche se non lo vediamo bene, se ti avvicini si vede meglio, guarda, ti metto così, così, scegliamo un brano della nostra tradizione sarda e poi la prossima volta suoneremo un brano di Maurizio Gastaldi, anzi lo suoniamo adesso un brano di Maurizio Gastaldi. Maurizio, l'ultimo che ha scritto, che ha avuto un successone con la S maiuscola per Papa Francesco, anche se insomma Papa Francesco comunque è sempre Papa Francesco, e gli abbiamo scritto una canzone molto bella, Papa Francesco, eccola qui, eccoci qui. Questa è Nicky e James, perché io sono sempre stata fans di James Rothschild e Nicky Hilton, che si sono pure sposati questi due, però dalle cose che sto sentendo, mamma mia, comunque vabbè, degli racconti, delle cose che stanno facendo in giro, comunque io rimango un po', il mio cuore è sempre con loro, Allora, Papa Francesco, anche se non se lo merita, fatto da Monello, gli cantiamo questa bellissima canzone.
al capotasto 2 c'è scritto. Mm. Aspetta che togliamo questo La pelucchio, custodia. questo pelucchio perché la custodia. Chissà che Babbo Natale non gli porti una custodia nuova, Maurizio, Me ne vorrebbero. Babbo Natale, sì, infatti, quante chitarre hai, Maurizio? Ma 15. Ha 15 chitarre! Sì, con 3 elettriche acustiche sì. Porca miseria, complimenti, perché lui è un C'è vero chi ne ha chitarrista. 40. C'è chi ne ha 40, giustamente lui dice c'è chi ne ha 40. La bottiglia l'ho spostata, sì. Questo è un brano inedito scritto da Maurizio Gastaldi. Io bevo un sorso d'acqua e arrivo subito. Nel frattempo Maurizio accorda la chitarra. Vedete che lavoro c'è, I nostri chitarristi. Sei arrivato. No, è sbagliata la tonalità. Sei capotasto al 2. Sei arrivato. Stavo facendo la tonalità che c'è nel video. Allora non è capotasto. Forse è un altro. Guarda, È originale, te la faccio ascoltare. è originale. Te la faccio ascoltare. Ascoltiamola un attimino per sentire la tonalità. Quindi Veronica Pisano, Papa Francesco. Ecco, basta mettere Papa, esce subito. Cercatela anche voi, Eccola qua, guarda. No, dall'inizio però, questo già siamo già per un aumento di tono, quindi non ce n'è capotasto. Ecco, sto sollevando il volume. Ok? Ok, cosa c'era di... Niente, non è capotasto. Mi hai fatto scrivere capotasto al Forse è 2. una delle tante cose a volte che abbiamo Ho provato. capito, sì, perché noi cambiamo sempre tonalità. Ecco qua. Andiamo con le prove. Continuiamo con le prove ed ora Papa Francesco. Eccola qua. Ok. Sei arrivato da molto lontano, sei arrivato dalla fine del mondo, una borsa in mano ti accompagnerà. Argentino, anche un poco italiano, ora Roma ti darà la mano, il gran cupolone ti proteggerà. 100.000 braccia si alzano in cielo, nei tuoi occhi una lacrima, un velo, un raggio di luce, pace e semplicità. Sì, sei proprio come uno di noi, non potrai cadere mai, saremo sempre qui con te. Dai, forza Francesco, vai, con tutta la forza che puoi, vai avanti e non fermarti mai.
via Crucis sta solo, di bianco vestito portavi la croce del mondo e piange l'umanità. Ora il cielo ti starà a guardare, la terra ti starà a sentire, quando all'Angelus dici pregate per me. Sì, sei proprio come uno di noi, non potrei cadere mai, saremo sempre qui con te. Dai, dai, forza Francesco, vai, con tutta la forza che vuoi, vai avanti e non fermarti mai. Finita, senza capo, finita. Grazie a tutti. Sono entrate tre persone e hanno messo 2 like. Non ho capito se al terzo gli faceva male il dito, ed è rimasto pure molto, Bellissima questa canzone, complimenti Maurizio, Ecco, queste sono tutte da rivedere, ce le rivedremo in privato, le canzoni di Maurizio. Continuiamo con la nostra tradizione sarda. Mi devo soffiare il naso, Ah, la galluresa, la tempiesina. C'è scritto capotasto al 3, però non lo so. Se come l'altra che era sbagliato. Mi soffio il naso, scusate un momento. Eccoci qui con un'altra canzone molto bella, questa volta della tradizione sarda. Seguitemi su Rivista Donna, dove ho voluto dare l'esclusiva. Digitate su Google Rivista Donna, entrate e mi trovate lì. Ovviamente ci sarà anche Maurizio Gastaldi. E poi tante sorprese. Inizierà tra poco una bellissima collaborazione con ma non ve lo dico, è una sorpresa, anzi l'ho sognato anche ieri, mi sta facendo vorrebbe farmi il piedino, però mi incavolo malamente Il piedino. perché mi dà fastidio. Sono chiuso qua dentro una Allora gabbia. dicevo 3, ecco, lasciate un like se vi piace il video. Dicevo, sta per iniziare una bellissima collaborazione, neanche Maurizio lo sa perché non riguarda la musica, ma la moda. Forse adesso hai capito, vero? Non hai capito? Perché lui, vabbè, non mi segue completamente, lui suona e niente, basta. Però sta per iniziare una bellissima collaborazione e l'ho sognato anche stanotte, ho sognato di essere Claudia Schiffer, avevo una bellissima villa con la piscina, però nel sogno ero un po' stagionata e dicevo, ma scusa, qui c'era una piscina quando ero più giovane, invece facevo il giro perché era un giardino immenso, questa villa enorme. Tornavo e c'erano tutti alberi, la piscina non c'era. Boh, un sogno strano. Comunque, la galluresa, chiamata anche la tempiesina, dalla nostra tradizione sarda. Via Maurizio.
Amore solo Deo e nient'altro mi bisogna. Amami come da me un'onna e nessun vergogna, non ha e nessun vergogna. Caduto il foglietto, il foglietto. Grazie Maurizio Gastaldi, un grande chitarrista e compositore, una grande persona Maurizio, e lo ringraziamo per essere venuto qui oggi per noi alla live a casa mia, nella mia cella, Poi a quanto pare dal 1° di febbraio sarà ancora peggio. Oh. Cioè ancora peggio, per me non cambia niente, è tutto a posto. Vorrei fare un'altra canzone, un altro brano della tradizione sarda. Mi e là. Ho scritto qua, però è mezzo cancellato, non lo so. I te bella melodia regala sa regalanza primavera, regalanza primavera. Che il cuore no posso incontrare, c'era la stufa accesa, mamma mia, c'era la stufa accesa. E mi ha seccato la gola. Continuiamo. Che il cuore no posso incontrare, hai un'anima sincera.
l'aria secca. Ah! Scusate, ho la gola secchissima. Aiuto. Hai un'anima sincera, hai un'anima sincera, hai un'anima sincera. L'aria è secchissima. Proprio. Ho le lenti che hanno bisogno di essere lubrificate, perché ho le lenti a contatto e con l'aria secca proprio succede un patatrac, sia per la voce che per le lenti a contatto. Bene, per questo video è tutto, vi lascio e ci vediamo al prossimo video. Il prossimo video sarà dedicato agli oracoli. Ora non ricordo bene gli oracoli, fai vedere un attimo che cosa ho detto qua. Ecco, musica tradizionale sarda. Oracoli con Veronica Pisano. Il suo pensiero verso di te. Non mancate al prossimo video perché ci saranno gli oracoli che diranno il suo pensiero verso di te. Ok? Per questo video è tutto, vi do appuntamento al prossimo. Ciao, grazie!